Ok, carissimi, buongiorno a tutti, benvenuti, che il Signore ci benedica in questa domenica veramente benedetta da Lui e vogliamo veramente stare ai piedi del nostro Signore attraverso la parola di Dio, attraverso la comunione fraterna. E se hai portato la Bibbia o se hai la Bibbia nel telefonino, ti invito ad aprire la parola di Dio per cominciare il nostro culto nel Vangelo di Luca al capitolo 10 dal versetto 38. È un testo molto conosciuto, molto bello, che ci dà l'idea dello spirito di quello che vogliamo vivere questa mattina. Luca capitolo 10 dal versetto 38 dice così la parola di Dio. Mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò in casa sua. Marta aveva una sorella chiamata Maria, la quale, sedutasi ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Ma Marta, tutta presa dalle faccende domestiche, venne e disse: Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciato sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose: Marta, Marta, tu ti affanni e sei agitata per molte cose, ma una sola cosa è necessaria. Maria ha scelto la parte buona che non le sarà tolta. Chi ha passato una settimana complicata qua? Ok. Sai qual è la parte migliore che non ti sarà tolta? È quel tempo che tu hai scelto di stare ai piedi del tuo Signore. Io voglio dirti che questa mattina lo spirito del culto lo vogliamo passare proprio così, ai piedi del nostro Signore, ascoltare quello che Lui ha da dirci. E se tu veramente ascolterai, io sono sicuro che nessuno ti può togliere, perché la parola di Dio è la stessa ieri, oggi e sempre sarà. Vuoi investire in eternità? Ascolta quello che il Signore dirà questa mattina a ciascuno di noi. Ok? Ti invito ad alzarti in piedi. E adesso pregheremo che il Signore possa intervenire nel nostro culto. Ti ricordi Apocalisse 3:20 dice: io sto alla porta e busso, se qualcuno ascolta la mia voce, apra la porta, io entrerò e cenerò con lui e lui con me. Vedi che bello questa relazione che Cristo desidera con ciascuno di noi, ma noi dobbiamo aprire la porta del nostro cuore, chiaramente. Ok? Preghiamo che il Signore possa parlarci quest'oggi. Nostro Dio, nostro Padre, ti ringraziamo e ti benediciamo, Padre, per la possibilità, l'opportunità, Signore, di essere qua un'altra volta nella tua presenza. Chiediamo che il tuo Spirito, Signore, possa davvero parlare a tutti noi. Vogliamo, Signore, vedere un'opera profonda nelle nostre vite. E Signore, uscendo di qua, ti chiedo nel nome di Cristo Gesù che tante persone possano essere coscienti, Signore, che bisogna cambiare ogni giorno per onorare la tua persona. Non possiamo, Signore, ascoltare la tua parola, non possiamo adorare e rimanere tale quale, perché un cambiamento è necessario. Signore, che tutti i bambini spirituali, Signore, tutti i fanciulli che desiderano, Padre, cambiare qualcosa nelle nostre vite, nelle loro vite, possano veramente essere trasformati questa mattina. Signore, la tua parola dice che se noi non abbiamo un cuore come un fanciullo non possiamo entrare nel regno di Dio. Ti chiedo, Signore, che questa mattina la porta del tuo regno sia aperta e che tante anime possano passare attraverso quella porta che è Cristo Gesù il Signore e entrare in una dimensione eterna. Signore, salva delle anime questa mattina, guarisci delle anime stamattina, incoraggia delle anime questa mattina, aiuta delle anime questa mattina ad aprire la porta della prigione, Signore, e a essere liberi. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Non possiamo abbracciarci, non possiamo stringerci la mano, ma puoi girarti, puoi salutare il tuo fratello, dare una parola di benedizione nel nome del Signore Gesù. Amém. Glória
Gloria a Dio. Noi abbiamo i nostri cuori pieni di gioia, di gratitudine per tutto ciò che il Signore è nella nostra vita. Amen? E noi vogliamo cantare a squarciagola e dire ciò che il Signore ha realizzato in noi, per noi. Amen? Tramite noi. Allora io invito te ad accogliere questo invito di Davide. Salmi 95, venite, cantiamo con gioia al Signore, acclamiamo alla rocca della nostra salvezza, presentiamoci a Lui con lode e celebriamolo con salmi. Cantiamo insieme. Si rallegrerà nel Signor la mia anima. Innalzate il Signore, innalziamolo assieme e una sua voce esaltiamo il suo nome. Innalzate il Signore, innalziamolo assieme e tutti in unione esaltiamo il suo nome, suo glorioso nome, il suo glorioso nome. Si rallegrerà nel Signore, Si rallegrerà nel Signore, la mia anima. Si rallegrerà nel Signore, prova e vedrai che il Signore è buono e felice che Lui si rifugia. Prova e vedrai che il Signore è buono e felice che Lui si rifugia. Prova e vedrai che il Signore è buono e felice che Lui si rifugia. Prova e vedrai che il Signore è buono e felice che Lui si rifugia. Solo le voci. Prova e vedrai che il Signore è buono e felice che Lui si rifugia. Prova e vedrai che il Signore è buono e felice che Lui si rifugia. Il suo glorioso nome, il suo glorioso nome, il suo glorioso nome, il suo glorioso nome. Si rallegrerà nel Signore, si rallegrerà nel Signore, la mia anima. Si rallegrerà nel Signore, la mia anima. Ci rallegriamo in te, Gesù. Lode il tuo nome, Signore. Alleluia. E succederà che chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Chiami per il nome del Signore,
soltanto in Lui noi abbiamo il perdono per noi. Ai piedi della croce c'è il suo perdono, il sangue versato. Lava i peccati, è fonte di vita che mi trasforma in una nuova creatura. In mezzo all'adorazione c'è la sua presenza, c'è la gioia del suo spirito, in mezzo alle sue promesse, la certezza e la vittoria viene nel suo santo nome. Clamiamo per te, Signore. Perfetto, il figlio di Dio. Insieme. È l'agnello perfetto, il figlio di Dio, consigliere ammirabile, il principe di pace, il potente Dio, Emanuele, davanti a lui ogni ginocchio si piegherà. Il Signore merita tutta la nostra lode e noi abbiamo i nostri cuori così gioiosi, grati, perché noi riconosciamo che il Signore effettivamente è un Padre per ognuno di noi, ognuno che già lo ha ricevuto nel suo cuore, ognuno che ha capito che ha bisogno del suo perdono. E la parola del Signore in Salmi 103 parla così: come un padre è pietoso verso i suoi figli, così è pietoso il Signore verso quelli che lo temono. Amen. Quanta bontà, quanta grazia, quanta misericordia, quanto amore noi riceviamo dal nostro Padre ogni giorno. Riuscite a toccare nelle vostre vite questa cosa? Durante le nostre giornate, nel nostro lavoro, nelle nostre limitazioni, nelle nostre confusioni mentali a volte. Il Signore è lì. Figlio, grazie Signore. Noi possiamo solo dire grazie. Siamo figli amati da Lui. Mille storie che narrano di te, ma nella notte hai sussurrato al mio cuore, mi hai detto e ti do gioia e che sei sempre con me. Sei un buon padre, tu lo sei, tu lo sei, tu lo sei, sono amato da te, sono io,
amore innegabile che smuove tutto in me, pace inspiegabile che io mai capirò. Tu mi chiami a conoscere a fondo il tuo amore profondo, il tuo amore profondo, amore, amore. Dio, tu sei un buon padre, tu lo sei, tu lo sei, tu lo sei, sono amato da te, sono io, proprio io, Dio, tu sei un buon padre, tu lo sei, tu lo sei, tu lo sei, sono amato da te, sono io, proprio io. Sei perfetto in ogni tua via, sei perfetto in ogni tua via, sei perfetto in ogni tua via, per noi. Puoi cantare, sei perfetto, Signore. Sei perfetto in ogni tua via, sei perfetto in ogni tua via, sei perfetto in ogni tua via, per noi. Alleluia, Signore. Noi ti ringraziamo, Signore, perché tu sei un Dio perfetto, sei un Dio di bontà, un Dio di grazia, di misericordia, Signore. Sei colui che ha compiuto, Signore, ogni cosa nella vita dei tuoi figli, Signore. Sei colui che ci ha amato per primo, Signore. Sei colui che ci sostiene ogni giorno. Tu sei, Signore, tu sei meraviglioso, sei potente, sei grande, Signore, per noi. Sei un Dio di miracoli, Signore. Noi crediamo ancora nei tuoi miracoli, Signore. Crediamo ancora nella tua potenza, Padre. Crediamo ancora che tu puoi trasformare qualsiasi situazione, Signore, che ognuno dei tuoi figli possa vivere in questo momento, Signore. Tu sei più grande, Signore, di ogni cosa. E noi vogliamo lodare, vogliamo innalzare il tuo santo nome, Signore, perché tu sei santo, meraviglioso. Sei Gesù, sei colui che ha compiuto, sei l'agnello perfetto che toglie il peccato del mondo. E noi vogliamo soltanto imparare da te, Signore, in questo giorno. Parla ai nostri cuori, Signore. Esaltiamo, Signore, nel tuo nome, Gesù. Cantiamo insieme. Tu sei degno, sei l'agnello, santo sei, Signore. Al tuo trono un canto nuovo innalziamo a te. Tu sei degno, sei l'agnello, santo sei, Signore. Al tuo trono un canto nuovo innalziamo a te. Dichiari
Parli, Signore, a ogni cuore qui presente, Padre, nel tuo nome, Gesù. Amen. Potete sedervi. Ok, abbiamo fatto una dichiarazione importante, l'ultima strofa della canzone, no? Tutto tu sei per me. Verifichiamo stamattina se è vero, ok? A volte noi pensiamo, noi tutti esseri umani siamo così, no? Che Dio debba soddisfare le nostre esigenze. La realtà delle cose che noi capiamo nella parola di Dio che è esattamente il contrario, siamo noi che dobbiamo soddisfare le esigenze di Dio, no? E questa mattina la parola di Dio ci porterà in un testo che abbiamo già in qualche modo meditato negli scorsi culti, sicuramente avete già letto anche insieme al pastore Mario e al pastore Caio, e dal quale stiamo estraendo diversi insegnamenti per la nostra vita pratica, no? E stamattina il titolo del sermone è Imparate da me, ok? Imparate da me. E si trova questo testo nel Vangelo di Matteo, al capitolo 11, dal 25 in poi, e questo testo dice così. In quel tempo Gesù prese a dire: io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono umile e mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Preghiamo che il Signore ci parli questa mattina. Nostro Dio, è nella tua presenza che noi vogliamo stare questa mattina, e ti chiedo, Signore, che veramente noi possiamo avere quell'attitudine, come abbiamo letto all'inizio, di stare ai tuoi piedi, Signore, come Maria ha fatto, ascoltare, Signore, la tua voce e portare a casa, Signore, quella ricchezza spirituale che nessuno ci potrà togliere, perché la tua parola non cambia mai. Ti ringrazio, Padre, perché abbiamo un ottimo insegnante che è il Signore Gesù. Aiutaci, Signore, veramente a seguirlo questa mattina con tutto noi stessi, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Quando Gesù ha fatto questo discorso alla folla, lui aveva appena visitato alcune città importanti della sua regione, Corazin, Betsaida. Ed è interessante che poco prima proprio di questi versetti, se voi andate a leggere nel Vangelo di Matteo, è interessante che Gesù ha ripreso queste città, perché in quelle città lui aveva fatto un sacco di miracoli, aveva fatto un sacco di segni, ma le città in cui lui era stato non avevano creduto, ossia avevano veramente un cuore talmente duro rispetto alla testimonianza di Cristo, che non riuscivano a vedere nemmeno attraverso i miracoli che Gesù ha fatto quello che lui stava dicendo. Ed è interessante che Gesù in questo testo biblico dice delle cose fortissime, ossia
Dio nasconde le cose dello Spirito ai sapienti e agli intelligenti, ossia Dio impedisce alle persone che si pensano intelligenti, sapienti, di conoscere a fondo la sua parola e la sua verità. E noi dobbiamo meditare su questo. Quando Gesù è entrato nel mondo, quando Gesù ha cominciato a predicare la parola di Dio, la parola del regno, c'era un sistema religioso e una cultura che era talmente resistente alle cose dello Spirito che le persone non riuscivano a capire quello che Gesù diceva. Ossia, menti dure, chiuse, cuori duri, chiusi alla verità del Vangelo. E c'era questo gruppo di saggi, tra virgolette, no? Che erano i farisei, i giudei, che predicavano questa dottrina che era fatta di una serie di regole, e un ebreo, nella mente di un ebreo, la spiritualità era fatta di una serie di regole, ok? Mentre Cristo ovviamente intendeva la spiritualità come una relazione personale con il discepolo, una relazione personale con le persone che lo seguivano. Poi c'era il popolo, no? Questa prima categoria che erano gli insegnanti della legge di Mosè, che impedivano, come ha detto Gesù diverse volte, alle persone di entrare nel regno di Dio, perché predicavano una dottrina piuttosto che il Dio vivente. Poi c'erano le persone che assorbivano questa dottrina e che non riuscivano a entrare nel regno di Dio perché la loro mente era formata in un modo che veramente era chiusa al messaggio del Vangelo. E finalmente arriviamo alla terza categoria di cui parla il Signore Gesù in questo testo biblico, ossia delle persone che erano aggravate, delle persone che erano stanche, che volevano produrre un cambiamento nella loro vita, ma che non riuscivano perché erano state influenzate da questo modo di pensare, da questa religiosità sterile. Ed è interessante che proprio lì Gesù dice: Padre, gloria a te perché io rivelo a queste persone la mia persona. Ossia, la prima cosa che noi dobbiamo imparare, se vogliamo imparare da Cristo, è che se vogliamo imparare bisogna avere una relazione personale con Cristo. Allora ti posso dare una brutta notizia: se tu leggi la Bibbia tutti i giorni, se tu vai a ogni incontro di preghiera, se tu fai studi teologia, ma non hai una relazione personale con Cristo, questo non vale assolutamente niente, perché Lui vuole rivelarsi attraverso la sua parola, vuole rivelarsi in un cuore sensibile che dice: Signore, io ho bisogno di imparare da te, voglio stare alla tua presenza. Ti ricordi cosa abbiamo detto all'inizio del culto? Quella Maria che si è seduta ai piedi di Cristo, mentre Marta, che era sua sorella, che faceva un sacco di cose in casa, ma non aveva capito che la cosa più importante di tutte era sedersi ai piedi di Cristo e imparare da Lui. È quella la cosa che non gli sarebbe mai stata tolta. Ossia, caro fratello e cara sorella o amico che sei qua stamattina, io e te possiamo fare tutto per il Signore, ma dobbiamo permettere al Signore di fare tutto per noi. Dobbiamo permettere alla sua parola di penetrare nella nostra vita. Ed è interessante che una relazione non comincia se non su iniziativa di Dio. Io non posso trovare Dio se Dio non si fa trovare da te. Hai capito? Allora Cristo si è rivelato a queste persone. C'è un testo che è fantastico nel Nuovo Testamento. Ti ricordi, a un certo punto Gesù ha deciso dai 12 apostoli separare 3 apostoli che erano Pietro, Giacomo e Giovanni. A un certo punto lui ha detto: andiamo sul monte perché io vi devo mostrare una cosa. E Gesù porta questi 3 discepoli che erano i più duri di tutti, e se tu vai a leggere i Vangeli veramente sono delle persone improbabili, delle persone toste, delle persone chiuse, delle persone talmente rocciose nel loro comportamento e nel loro carattere, ma a un certo punto Gesù, che sapeva che al di là di quella chiusura mentale c'era un cuore sensibile alla parola di Dio, allora un giorno gli ha detto: va bene, andiamo sul monte, andiamo perché vi devo far vedere una cosa. Ed è interessante che quando loro sono sul monte Gesù si trasfigura e appare loro un pezzo di eternità, ossia si presentano loro là Mosè, Elia, e c'è una cosa che Pietro, che è il mio eroe preferito del Nuovo Testamento, dice che dovrebbe essere lo spirito di ciascuno che veramente vuole imparare da Cristo. Ossia Pietro dice: Maestro,
È bene che noi restiamo qua. Facciamo 3 tende, una per me, una per te, una per Mosè, una per Elia, ma restiamo qua. Allora Pietro, quando ha dichiarato questo, aveva un lavoro, aveva una famiglia, aveva dei figli, aveva un'attività, aveva un sacco di cose, ma nel momento in cui Cristo si è rivelato a lui, che cosa ha detto? Maestro, la cosa più importante di tutti è rimanere qua insieme a te, perché non c'è nient'altro che è importante nella vita che rimanere insieme a te. Allora, cari miei, vi faccio una domanda scomoda, ok? Tu hai dichiarato a Cristo il tuo amore spassionato e hai detto: Signore, la cosa più importante di tutte ogni giorno della mia vita è rimanere insieme a te, alla tua presenza. Hai capito cosa ti sto dicendo? Hai dichiarato il tuo amore spassionato. Allora, non so chi è stato innamorato mai qua nella propria vita. Chi è stato mai innamorato di una persona? Ok, un po' tutti, no? In questa zona di sinistra, tutti... gente, volete un po' di cappuccino italiano con una bella brioche che vi scalda il cuore, così? Siete mai stati innamorati qua sulla sinistra? Sì. È interessante quando tu sei innamorato, no? Tu guardi negli occhi la tua innamorata, il tuo innamorato, esiste solo quello. È vero o no? C'era una vecchia pubblicità qua in Italia, interessante, di questi 2 ragazzi che vanno in un bar senza Green Pass, ok? A quel tempo non c'era il Green Pass. E si guardano negli occhi e lui, innamorato, pazzo di questa ragazza, prende il fiore dal vaso, comincia a mangiarlo e non si accorge che è un fiore. Lei arriva il piatto con l'hamburger e la maionese, mette il gomito nella maionese. Innamorati pazzi, questo è essere innamorati di Cristo. E Pietro stava dichiarando questo: Maestro, facciamo 3 tende, rimaniamo qua perché io sono innamorato pazzo di te. C'è qualche volta ancora che quando tu apri la parola di Dio e cominci a parlare con il Maestro comincia a parlare con te, tu dici: Signore, che emozione. Ti sei ancora emozionato qualche volta leggendo la parola di Dio? Sapete una cosa? Ho avuto un pessimo periodo nella mia vita spirituale. Ossia, c'è stato un momento in cui veramente la parola di Dio non mi diceva più niente. Questo è successo qualche tempo fa. Ma ho riconosciuto che nella Bibbia c'erano un sacco di errori. E quegli errori parlavano tutti di me. E quegli errori mi dicevano: Pastore Sandro, tu stai perdendo il primo amore. Come si fa a non perdere il primo amore? Continua a guardare negli occhi il tuo Signore ogni giorno. Non possiamo mettere Dio come ultima opzione della nostra giornata. Dio è la prima opzione della nostra giornata. Ti voglio fare una domanda. Cosa facciamo noi quando, per esempio, quando ci ammaliamo? La prima cosa che facciamo, 2 settimane fa mi sono ammalato col Covid, ok? E la prima cosa ovviamente che tu fai quando ti ammali è: chiamo il dottore. E sai che il Signore mi ha tirato le orecchie? Mi ha detto: perché non chiami me, che sono il dottore dei dottori? La prima cosa che io devo fare. Perché noi siamo abituati a una razionalità talmente profonda e talmente radicata dentro di noi che noi non siamo più abituati a chiamare il nostro maestro. Interessante che oggi, se tu chiami il dottore, quante telefonate ho fatto? Dopo una settimana 50 telefonate, non riuscivo a reperire il dottore e il Signore era lì, mi diceva: ancora non hai capito, chiama prima me e poi chiama lui, perché il mio numero è sempre libero. Prima opzione che ci deve essere è: chiama il Signore. E Pietro diceva: Signore, resta qua con me. Allora, se vogliamo imparare, dobbiamo sviluppare una relazione personale con Cristo. A volte io, quando leggo la parola di Dio, mi stupisco di come certi personaggi biblici reagiscono alla chiamata del Signore. E ce n'è una che mi colpisce in modo particolare. Ti ricordi della storia di Abramo? Abramo è un personaggio molto interessante nell'Antico Testamento.
è uno dei più belli dal mio punto di vista. A un certo punto della sua vita si presenta un Dio sconosciuto. Sapete che professione lui faceva, no? Lui era un costruttore di idoli, va bene? E nella sua teologia, il dio El, che era il dio mesopotamico del creatore, era in alto, su molto altissimo, completamente disinteressato dell'essere umano, e nella sua testa questo dio El non si sarebbe mai presentato a un essere umano perché non ne voleva assolutamente sapere. Ma un giorno questo Dio altissimo, disinteressato, che cosa fa? Entra nella sua vita e gli dice: vai in un paese che io ti mostrerò, io benedirò chi ti benedirà, maledirò chi ti maledirà, e in te saranno benedette tutte le nazioni della terra. Gli ha detto così. E che cosa lui ha fatto? Ha preso tutto quello che aveva, ha lasciato tutta la sua parentela, ha lasciato la sua professione, ha lasciato tutto e ha fatto quello che il Signore gli ha chiesto di fare. E sai perché lui l'ha fatto? Per un semplice motivo: perché lui ha capito che Dio si interessava di lui. Questo è il secondo ingrediente perché noi possiamo imparare da Dio, ossia Dio si interessa della tua, guardami bene, Dio si interessa della tua vita. Dio si interessa della tua vita, te lo ripeto la terza volta, Dio si interessa della tua vita in ogni minimo dettaglio. Tu vuoi imparare da Lui, capisci questo principio fondamentale. Se vogliamo imparare da Lui, bisogna avere una relazione personale con Cristo. Guarda negli occhi il tuo Signore e capisci che Lui si interessa profondamente della tua esistenza. Punto 2. Se vogliamo imparare da Lui, dobbiamo fare della Sua parola il fondamento della nostra esistenza. Guarda che cosa dice questo testo. Dice: hai nascosto queste cose ai savi e intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Qual è la caratteristica di un bambino? Ok? Qual è la caratteristica di un bambino? Un bambino si fida assolutamente e ciecamente di tutto quello che fa e di tutto quello che dice un adulto, ossia il papà o la mamma. Che nostalgia dei miei figli piccoli. Quando tu li mettevi sul tavolo e gli dicevi gettati, ok? E loro, fiducia assoluta. È interessante che papà vai più in là, io cominciavo a avere paura, io no? Papà vai ancora più in là, ancora più indietro, e si buttavano a pesce, no? E tu li prendevi perché loro erano sicuri al 100% che tu li prendevi. A volte noi abbiamo una fiducia di Dio che è così così, è vero o no? Sai che noi siamo immersi in una cultura molto interessante, siamo immersi nel pensiero unico, che tu lo voglia o no, la nostra cultura occidentale è immersa in un pensiero unico che ha 4 pilastri. Il primo, che si chiama postmodernismo, ossia tutte le verità sono vere, perciò non esiste nessuna realtà assoluta. Secondo punto, l'uomo è fondamentalmente buono anche se ha dei piccoli lapsus morali. Terzo punto, il consumo è il dovere di ogni essere umano. Quarto punto, che è quarto pilastro, se Dio esiste non è sicuramente inserito nel nostro quotidiano. Il soprannaturale non fa più parte di noi. Questo è il modo di pensare che c'è in tutto l'Occidente, ok? In Oriente è già diverso, in Africa è già diverso, ma qua abbiamo questo tipo di cultura, no? Allora prova a immaginare questo modo di pensare, e sta attento a quello che ti dico adesso, inserito in una realtà ecclesiastica che è la comunità di Dio, ok? Allora te lo spiego così. Nel corso dei secoli, dal 1500 a venire a oggi, è interessante, a me piacciono, non so se tu sei appassionato di inni cristiani. L'innologia cristiana antica ha degli inni che sono fantastici, ok? La parte musicale ovviamente ci sembra una cosa un po' giurassica,
ma la parte delle parole che sono fantastiche, maestà, a Lui la maestà, ossia Dio al centro di ogni inno, Dio che è proclamato in ogni inno con le sue caratteristiche, con il suo profilo. E piano piano nel corso dei secoli che cosa è successo? Quando noi abbiamo cominciato a lasciare fuori Dio dalle costituzioni, Dio dal nostro modo di pensare, Dio dalle nostre famiglie, che cosa è successo? Che anche gli inni cristiani hanno cominciato a spostarsi verso l'essere umano. Da teocentrico, da cristocentrico, gli inni sono diventati antropocentrici, ossia grazie Dio che risolvi i miei problemi, che mi dai tutto quello che ho bisogno. Questo è vero. Ma Dio è stato spostato tutto questo baricentro, no? Ossia il consumismo. Dio è al mio servizio e se non mi dà quello che voglio, Signore, io ho bisogno di pane, P-A-N-E, non so se hai capito, e oggi. E il Signore dice, calma, perché la parola di Dio dice che cosa? Che ogni cosa ha suo tempo. La parola di Dio dice, occupatevi prima del regno e della giustizia di Dio e io tutto il resto ve lo darò di conseguenza. Dio sa di cosa noi abbiamo bisogno, gente. Ma noi dobbiamo dare credito alla parola di Dio, dobbiamo dare credito e la parola di Dio deve diventare il fondamento della nostra esistenza. Non deve diventare una sovrastruttura, non deve diventare la copertura. Mi ricordo quando ero bambino c'erano quei dolci, no? Che sembravano tanto belli, dentro era tutta crosta, dentro sembrava cartone. A Natale era ancora lì che... ma erano belli da vedere. A volte noi vogliamo un Dio come quei dolci, ossia con una bella crosta che approvi tutto quello che noi facciamo, che approvi tutto quello che noi chiediamo e il Signore dice, ma ti sei mai chiesto se io ho delle esigenze, io? E il Signore dice, tu devi dare credito a quello che io dico ogni giorno e fare della parola di Dio il fondamento della tua esistenza. Perché la Chiesa non ha più impatto nella società, secondo voi? Perché noi usiamo Dio come una sovrastruttura delle nostre convinzioni e quando invece Dio dice fa quello che ti dico io, tutto cambia. Vi siete mai chiesti come un uomo come Abramo, a un certo punto Dio gli ha detto, adesso il figlio che tu hai tanto desiderato, che diventerà erede della tua famiglia, erede della terra, padre della fede, che si chiamerà Isacco, adesso tu lo prendi, lo porti sopra quel monte e lo sacrifichi in onore a me, lo darai in olocausto a me. Allora, tu prova a immaginare, tu che sei genitore, quanti genitori ci sono qua stamattina? Ok. Il Signore dice, fa questo con tuo figlio o con tua figlia. Primo punto, tu lo faresti. Ok? Ma oltre a questo, il Signore che cosa aveva promesso ad Abramo? Attraverso questo tuo figlio tutte le nazioni della terra saranno benedette. A un certo punto Dio gli dice, adesso lo prendi e lo sacrifichi. Tu pensi che nella testa di Abramo non sia scattato un violento uragano? Ossia, come? Dio mi dice che mi benedirà attraverso questo figlio e adesso mi chiede di offrirlo in olocausto. Ma nella testa di Abramo c'era la convinzione che quello che Dio aveva detto prima doveva essere compiuto, perché Dio quando dice una cosa è così che succede. E allora lui ha cominciato, e se tu vai là a leggere il testo biblico è fantastico, perché dice che lui si alza presto la mattina, prepara l'asino, ci mette la legna per l'olocausto nella testa di un papà, ok? Doveva andare a sacrificare il figlio e poi bruciarlo. Va bene? Legna per l'olocausto. E dice la parola di Dio che il suo viaggio per andare sul Monte Moria è durato 3 giorni, ok? 3 giorni di cammino, 80 chilometri, con questo figlio, no? Sopra l'asino, accompagnando l'asino, pensando e ripensando e avendo forse anche le allucinazioni dicendo adesso devo sacrificare mio figlio. E a un certo punto la parola di Dio dice che lui ha alzato lo sguardo.
Ossia, lui aveva lo sguardo basso e a un certo punto il Signore gli ha detto: alza lo sguardo perché siamo arrivati. Ossia, non me lo sono sognato, allora il Signore me l'ha chiesto veramente. E allora lui arriva là sul monte, lega suo figlio e suo figlio gli chiede: padre, c'è la legna per l'olocausto, ma dov'è l'agnello? E lui dice una cosa a suo figlio che: figlio, il Signore provvederà. E fino a che la punta del coltello era quasi vicino al petto, il Signore ha detto: basta, fermati, adesso so che tu mi dai tutto. In quel momento Abramo è stato l'inizio della sua storia insieme a Cristo, ossia 25 anni di lavoro insieme a Cristo, ma da lì in poi lui sarebbe stata una persona totalmente diversa. Perché? Perché lui ha creduto fino in fondo che quello che Dio aveva detto lo avrebbe mantenuto, quello che Dio aveva promesso lo avrebbe fatto. Quando tu leggi la parola di Dio ogni giorno e stai alla presenza di Dio ogni giorno, ricordati una cosa: quello che tu leggi, Dio lo farà. E quando Dio dice io torno, lui torna. Quando lui dice io ti provvederò per te, lui provvederà per te. Quando lui dice io ti guarirò, lui ti guarirà. Ma pastore, ma è tanti anni che sto pregando per questo. Per Dio il tempo non ha nessun senso. Perché lui lavora per obiettivi, non lavora attraverso il tempo. Ma Signore, ma io sono qua che sto aspettando e sto perdendo la mia fede. È proprio lì che il Signore sta lavorando con te. Sai su cosa si costruisce la fede? Su due cose. Attento che ti do questa formula, non devi pagare, va bene? La nostra fede si forma sui no di Dio e sui silenzi di Dio. Perché quando tu ricevi subito la tua fede, sì, fa un piccolo salto, ma quando tu insisti e quando tu rompi la testa al tuo giudice, ok? Ti ricordi la storia della vedova che insiste e insiste e insiste e non molla e continua a pregare e continua a credere, e il Signore a un certo punto ci dice in quella parabola, e il giudice che aveva la testa rotta a un certo punto dice ok. Ma è questo che il Signore aspetta da noi, che noi crediamo fino in fondo a quello che Lui ci ha promesso e che noi continuiamo a insistere nelle nostre preghiere e che noi non molliamo, perché è lì che si costruisce la nostra fede, è lì che noi impariamo qualcosa, ma dobbiamo fare della nostra fede il fondamento della nostra esistenza, non la sovrastruttura. Dio non è il nostro servizio, noi siamo il suo servizio. È il contrario, cari miei, è al contrario. Avete capito? Io penso che prima o poi qualcuno mi lapidi, perché io sempre insisto con i miei discepoli e dico: hai studiato la parola di Dio, sei stato alla sua presenza, hai trovato tempo per pregare, per chiedere al Signore una direzione per la tua vita. È così che funziona, cari miei. Abramo aveva fatto della parola di Dio il fondamento della sua vita. Credeva senza riserve ciò che Dio diceva, prendeva sul serio lui era un fanciullo in cui Dio rivelava con piacere, era umile e mansueto, come Cristo è stato. Terzo punto, se vogliamo imparare, dobbiamo far entrare la dimensione soprannaturale in quella naturale. Ossia, hai voglia... Io so che è un sì prima ancora di rispondere. Hai voglia di vedere veramente i miracoli di Dio? Vuoi vederli i miracoli di Dio, sì o no? Però c'è una condizione, che i miracoli di Dio si rivelano nel momento in cui c'è l'impossibilità umana. Perché se c'è il 10% di possibilità, Dio si tira indietro e lascia che noi camminiamo per la nostra strada, ok? Guarda cosa dice questo testo che è compreso nel testo iniziale che abbiamo letto. Dice: poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Allora, perché Gesù usa questa immagine di giogo? Tu sai che cos'è il giogo, no? È questo attrezzo che nell'antichità veniva messo sul collo di due buoi
Ed è interessante come facevano nell'antichità. Venivano giocati 2 buoi, uno era giovane e uno era anziano, ok? Perché facevano così gli ebrei a coltivare la terra? Un motivo semplicissimo. Il bue giovane aveva un sacco di energia, ossia scalpitava per portare avanti l'aratro, no? Per andare, per fare. Il bue anziano invece sapeva esattamente dove andare, perché per tanti anni aveva fatto quella strada, aveva fatto quel lavoro e lui sapeva esattamente qual era la direzione. Allora la coltivazione in Palestina era una coltivazione circolare sulle colline, ok? Che cosa voleva fare in genere il bue giovane? Voleva andare su per la collina, andare giù per la collina perché aveva energia, no? Voleva risolvere il problema. Il bue anziano, che era furbo, che conosceva la strada, che cosa faceva? Cominciava ad arare a spirale, piano piano, salendo, andando verso la cima, finché alla fine della giornata il bue anziano e il bue giovane si trovavano sulla cima della collina, avevano arato tutto e non si erano praticamente accorti di essere passati, di aver lavorato. Perché? Perché il gioco è dolce. Il bue anziano conduceva il bue giovane nella strada migliore, con minore fatica, e si arrivava alla fine della giornata risolvendo il problema. Cos'è che vogliamo fare noi nella vita? Quando abbiamo un problema, vogliamo andare sulla cima, giusto? Voglio risolvere il problema. È vero o no? Secondo te è sempre quello che Dio vuole fare, risolvere i problemi? Sai qual è l'obiettivo di Dio? È farci imparare la strada. Farci imparare la strada, farci maturare, farci capire che Lui conosce esattamente il posto dove noi dobbiamo andare con la minore fatica possibile, ma col massimo risultato ottenibile. Allora c'è una storia molto interessante nel Vangelo che è questa. Gesù manda e obbliga a un certo punto i suoi discepoli a salire su una barca e dice così questo testo che si trova in Matteo 11. Fattosi sera, la barca era in mezzo al mare ed egli era solo a terra. Vedendo i discepoli che si affannavano a remare, perché il vento era loro contrario, verso la 4ª vigilia della notte andò loro incontro. Cosa stava succedendo? Gesù obbliga i suoi discepoli a salire sulla barca e guarda caso a un certo punto c'è una tempesta, c'è un vento forte. Cosa tentano di fare i discepoli? Di risolvere il problema con quello che conoscevano. C'erano 8 pescatori su quella barca, ok? E loro tentano di remare. Risolvono il problema? No, assolutamente. I pescatori esperti, no, che remano, ma non riescono ad andare avanti. Ma guarda che cosa succede dopo. Allora di notte andò incontro loro camminando sul mare e voleva oltrepassarli. Questa è fortissima. Gesù vuole oltrepassarli, non voleva entrare nella barca, perché loro dovevano imparare una cosa interessante. Ma vedendolo camminare sul mare pensavano che fosse un fantasma e gridavano perché tutti lo videro e ne furono sconvolti. No, non può essere Gesù, è un fantasma. Ok? Pastore, cosa c'entra questo con la vita reale? A volte noi pensiamo che Gesù sia un fantasma, ossia un essere impalpabile nella nostra vita, no? Un qualcosa che tu non riesci a afferrare. E adesso qua arriva la fine della storia. Ma subito egli parlò e disse: coraggio, sono io, non abbiate paura. Salì sulla barca con loro e il vento si calmò ed essi più che mai rimasero sgomenti. Ma come, Signore? Tu entri nella barca e la tempesta smette. Ma cosa è successo? Ti è mai capitato questo? Il Signore ci obbliga, sta attento a cosa ti dico adesso. A volte il Signore ci obbliga a fare una strada senza giogo. Ci toglie il giogo e ci dice: va, rema in mezzo al mare. Adesso arriverà la tempesta e tu cominci a remare. E il Signore: non mi sto muovendo da qua. Arrivo io, il Signore mette il piede nella tua barca e la tempesta si zittisce e tu dici: ma cosa sta succedendo?
esattamente quello che il Signore vuole farci imparare, che senza Gesù nella barca la tempesta continuerà a soffiare. Fa entrare il Signore nei problemi della vita. Fa entrare Gesù nelle difficoltà e nei limiti della tua esistenza, perché se tu fai così tu vivrai la dimensione soprannaturale. La prima cosa che noi vogliamo fare è risolvere i problemi. La prima cosa che tu devi fare è invocare il nome del Signore. Invocami e io ti risponderò e ti annunzierò cose grandi e impenetrabili che tu non conosci. Qual è la tua barca in tempesta? Stamattina sono qua per dirti, fai entrare Gesù in quella barca. Fagli mettere il piede sul fondo della barca e lascia che Lui sgridi la tempesta, faccia silenziare la tempesta e stupisciti dei miracoli che il Signore Gesù vuole fare ogni giorno nella tua vita. Senza di questo, cari miei, noi vivremo una vita naturale e non vedremo mai i miracoli di Dio. Tu vuoi vedere i miracoli di Dio? Dobbiamo imparare. Gesù ha detto, imparate da me che sono umile e mansueto di cuore e voi troverete riposo alle anime vostre. Se c'è una cosa che un essere umano non può mancare, cari miei, è la pace. Se la mia anima non è in pace, se la mia anima non è tranquilla, è perché quel Cristo che io dico tanto di credere non è sulla mia barca. Non ho permesso che Lui mettesse piede nella mia esistenza, non ho permesso che mettesse piede nel mio problema, nella mia difficoltà, ed Lui è qua stamattina per dirti, è ora che tu dia credito a quello che io ti dico ogni giorno, perché quello che io dico succederà. Tu vuoi questo nella tua vita? Tu vuoi imparare dal Maestro? Amen, Chiesa. Ok? Vogliamo pregare che il Signore possa fare di noi questo. Noi dobbiamo tornare a scuola, ok? E Gesù è interessante che dice, io ho rivelato queste cose ai piccoli fanciulli. I fanciulli hanno voglia di imparare. Forse sono adulto come età biologica, ma tante volte sono un piccolo fanciullo che ha bisogno di imparare dal Signore nella parte spirituale. Gesù ha detto, imparate da me. E guarda che umiltà che aveva il Signore. Ha detto, io sono umile e mansueto di cuore. Un po' più in là Gesù dirà, io non posso fare niente se non quello che vedo fare dal Padre mio. Ossia Gesù, che era Dio fatto carne, diceva, io non posso fare niente se non quello che vedo fare dal mio Padre. Io e te, secondo te, abbiamo un pochino più bisogno di imparare? Sì o no? Siamo qua, cari miei, non per mostrare le nostre capacità, ma per mostrare le nostre debolezze al Signore. Il cristianesimo, ascolta bene quello che ti dico, il cristianesimo è l'unica, passatemi questo termine, religione al mondo che crede che andiamo nell'eternità insieme al Signore quando noi riconosciamo di essere totalmente immeritevoli, perché tutte le altre religioni dicono che vanno in cielo per meriti personali. Più noi ci umiliamo davanti a Dio, più Dio cammina a fianco a noi, più Lui si rivela, più noi vediamo i Suoi miracoli. Non sei stanco di una vita semplicemente naturale, umana. Io voglio camminare sulle acque. Tu vuoi camminare sulle acque? Tu vuoi camminare sopra i tuoi problemi e dire, Signore, mi sta facendo fare delle cose straordinarie, sì o no? Dobbiamo imparare da Lui, ok? Chiudi i tuoi occhi. E se tu hai sentito che la parola di Dio era per te stamattina, io ti chiedo di aprire il tuo cuore in questo momento davanti a Dio e dire, Signore, ho bisogno di fare come Marta, come Maria, scusate, come Maria che si è seduta ai tuoi piedi
ogni giorno era lì e dava credito alla tua parola. Le tempeste arrivano per tutti noi, ma quando Gesù entra nella barca, Lui fa la differenza. Tu vuoi Gesù nella tua barca? Non semplicemente nella tua vita, ma nei tuoi problemi, nelle tue sofferenze, nelle tue difficoltà, nei tuoi limiti. Metti Cristo al centro. Lui vuole essere il tuo Signore. E in questo momento io ti chiedo nel nome di Gesù che se tu hai sentito che il messaggio era per te, da parte del Signore, non del pastore Sandro, da parte del Signore, io ti chiedo di alzarti dove tu sei, perché io voglio pregare per te. Dio ti benedica qua, Dio ti benedica, Dio ti benedica, Dio ti benedica, nel nome di Gesù. Amen, amen, gloria a Dio. Io sono sicuro che tu hai dato un passo di fede e lascia che il Signore ti guidi. Tu vedrai la differenza che farà il Signore nel centro della tua tempesta. Lui ti farà vedere un miracolo e tu dirai: adesso Signore io capisco chi tu sei. Signore nostro Dio, nostro Padre, grazie per queste persone che hanno sentito, Padre, la necessità e la voglia, Signore, di dire sì. Hanno aperto la porta, Signore, al tuo Spirito. E adesso, Signore, nel nome di Cristo Gesù, io ti prego di benedirli potentemente e di dargli, Signore, la capacità di percepire un'opera profonda nelle loro anime, che loro, Signore, possano uscire da qua già rinnovati nel nome di Cristo Gesù, un nome che è al di sopra di ogni altro nome, e che tu possa veramente, Signore, farci vedere la trasformazione che tu farai nelle loro esistenze, giorno dopo giorno. Grazie, Padre, per questa benedizione di stare nella tua presenza stamattina, e ti chiedo tutto questo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Dio vi benedica, potete sedervi. Vedremo cose straordinarie succedere per la gloria del nostro Signore. Amen. Invito qua il gruppo di lode, i diaconi che distribuiranno gli elementi per la cena del Signore. Per favore, chi è che si è predisposto per Pietro? Chi? Maria Luisa, ok. Ok, fratelli, è il momento della cena del Signore. Vi chiedo una cosa, rispettando lo spirito delle distanze, facciamo così: entriamo per la corsia centrale, per favore, e usciamo dalla corsia laterale, in modo da mantenere le distanze, va bene? Ma adesso abbiamo questo momento che è un momento di condivisione di alcuni simboli spirituali importantissimi: il pane e il vino. Questi due elementi rappresentano il corpo e il sangue di Cristo, come abbiamo imparato, come impariamo dalle Scritture. Il corpo perché? Il corpo è quello che del Signore Gesù è stato ferito, e la parola di Dio dice in Isaia capitolo 53 che attraverso le sue ferite noi siamo stati guariti, ok? Guariti da tutti i nostri mali spirituali, e attraverso il sangue di Cristo noi siamo stati purificati, oltre che guariti, purificati. Ossia, quando noi andiamo nel mondo spirituale, Satana può dire quello che vuole di noi, ma noi siamo purificati dal sangue di Cristo, siamo nuove creature in Cristo Gesù, e questo è un grande potere spirituale che noi abbiamo a disposizione. Sono simboli, non c'è niente di mistico lì, ok? Sono simboli, ma questo rappresenta che io e te crediamo in queste due grandi verità che il Signore ha realizzato sulla croce per noi, ok? Perciò se tu vuoi prendere la cena del Signore, ti chiedo di alzarti in piedi e di fare quel percorso di cui abbiamo parlato prima, ok?
Grazie per la croce, Dio, grazie per il prezzo che hai pagato al posto mio, che grande amore, grazia mi donò. Inchiodaron le sue mani, con amor soffrì per me, il suo sangue mi lavò, adesso so che Gesù mi perdonò. E io e la miei, sedi sopra il trono, di gloria una corona, degli hai vittoria. In azione Gesù, il figlio di Dio, colui che crocifisso fu, e io e la Grazie per la croce, Dio, grazie per il prezzo che hai pagato al posto mio, che grande amore, grazia mi donò.
Le ultime parole di Gesù sulla croce, stavo pensando qua, è stata quella parola, 2 parole semplicissime, no? Lui ha detto è compiuto. Interessante nella lingua greca aramaica il significato di questa breve parola che lui ha detto. Significa pagato pienamente. Che potenza che ha questa parola che Gesù ha detto, pagato pienamente. Nel momento in cui lui ha detto questo, tutti i peccati di tutte le epoche, di tutti gli uomini sono stati cancellati e lui ha detto venite a me liberamente perché tutto è stato pagato. Amen, Chiesa. Che messaggio potente che è il messaggio della croce. E mentre noi prendiamo questo simbolo, ricordiamo quello che lui ha detto nelle ultime parole che lui ha detto in vita, ossia pagato pienamente. Cristo ha pagato pienamente per me e per te. Prendiamo insieme. Signore Dio, ti ringraziamo per il pane, simbolo, Signore, del tuo corpo spezzato sulla croce per ciascuno di noi. E attraverso quei lividi, quelle ferite, Signore, noi siamo stati guariti e siamo liberi di venire a te. Grazie, Padre, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Allo stesso modo Gesù ha preso il vino durante l'ultima cena e ha detto prendete, bevetene tutti. Lui ha detto prendete e bevetene tutti tranne uno. Ti ricordi che c'era anche Giuda tra di loro e lui ha preso il vino perché Gesù voleva che Giuda fosse uno dei suoi. Fino alla fine Gesù gli ha detto amico, che cosa sei venuto a fare? Lo ha chiamato amico. Questo è il cuore di Dio che desidera fino in fondo che una persona sia salvata, fino all'ultimo istante della sua vita. Il più empio di questa terra, lui lotta perché possa essere salvato. Questo è l'amore del nostro Dio. Ha versato il sangue del suo figlio affinché io e te potessimo essere salvati. Prendiamo insieme. Nostro Dio, nostro Padre, ti ringraziamo per il sangue versato, puro, Signore, per ciascuno di noi. Signore, tutti noi abbiamo una storia, abbiamo peccati passati, presenti e anche futuri, ma il tuo sangue, Signore, ha lavato tutto e noi oggi possiamo essere davanti a te puliti, Signore, completamente lavati e vestiti di vesti bianche, Signore. È così che tu ci vedi. Grazie perché tu sei il nostro Padre, buon Padre, come abbiamo cantato, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Restiamo in piedi e adesso abbiamo un'altra festa che è la festa delle offerte, ok? La festa delle offerte, delle decime, ossia partecipare all'opera di Dio in modo materiale. Se tu hai portato le tue decime, le tue offerte, la tua primizia, portala alla presenza di Dio per l'opera del Signore, ok? Cantiamo? In ogni tempo io loderò il Signore, per sempre nelle mie labbra la tua lode. In ogni tempo io loderò il Signore, per sempre nelle mie labbra la tua lode. Si rallegrerà nel Signore la mia anima. Si rallegrerà nel Signore la mia anima.
nel Signore, la mia anima si rallegrerà nel Signore. Prova E vedrai che il Signore è buono e felice, che in Lui si rifugia. Prova e vedrai che il Signore è buono e felice, che in Lui si rifugia. Prova e vedrai che il Signore è buono e felice, che in Lui si rifugia. Prova e vedrai che il Signore è buono e felice, che in Lui si rifugia. Solo la Chiesa. Prova e vedrai che il Signore è buono e felice, che in Lui si rifugia. Prova e vedrai che il Signore è buono e felice, che in Lui Il si suo glorioso. rifugia. il suo glorioso nome, il suo glorioso nome, si rallegrerà nel Signore la mia anima, si rallegrerà nel Signore la mia anima. Signore, noi ti rendiamo grazie, Signore, per questo tempo, Signore, di consegna, Signore, delle decime, delle offerte, di vite, Signore. Prendi, Signore, ognuno di noi, Signore, trasformi i nostri cuori, Signore, e che possiamo produrre frutti, Signore, della tua parola piantata nel nostro cuore, Signore, che possiamo ricordarci, Signore, ogni giorno, Signore, le tue promesse fatte da te stesso, Signore, tramite la tua parola di oggi, Padre. Nel tuo nome ti ringrazio per queste decime, per queste offerte che sono state raccolte, Signore. Moltiplica, benedici, Signore, dà saggezza a coloro che stanno amministrando, Signore, queste offerte, Signore. Noi ti chiediamo nel tuo nome, Gesù, va davanti a noi, Signore, va davanti al tuo popolo, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Potete sedervi? Ok, alcuni rapidi annunci. Allora, cominciando da martedì, Francesca, che ora vi trovate? Martedì sera? 19. Ok, il nostro ministero di sociale, ok, ci stiamo muovendo nell'ambito di un servizio che vogliamo fare alla comunità, nel senso non alla comunità interna, ma alla comunità esterna di Treviso. C'è un ministero che si sta organizzando, che è quello proprio di portare delle persone necessitate, ossia persone che vivono in strada, coperte, vestiti, eccetera, eccetera. Chi volesse partecipare e inserirsi in questo ministero che stiamo cominciando, può rivolgersi a Francesca, se ti puoi alzare per favore, o a Gaetano che è là in fondo, ok? Loro sono i due master di questo ministero, rivolgetevi a loro. Martedì sera si troveranno per cominciare a organizzare la cosa, ok? Quindi se volete, per favore, vi mettete qua all'uscita, ok? Perché le persone sicuramente vi vorranno chiedere qualcosa. Un'altra cosa importante: chi ha difficoltà alla domenica mattina o alla domenica sera di partecipare di qualche culto nella sala qua oppure nella sala a Conegliano, alle 18:30 online al sabato sera noi abbiamo il nostro culto giovani, ok? Tutti i gruppi vengono mandati il link, tu puoi partecipare online di questo culto, è un culto bellissimo che è gestito completamente dai nostri giovani, ok? Quindi una benedizione, abbiamo dei predicatori, abbiamo chi canta, abbiamo chi suona, abbiamo i responsabili dei gruppi di studio nei nostri giovani, insomma stiamo lavorando per voi, ok? Loro prenderanno il nostro posto, gloria a Dio, ok? Gloria a Dio per questo. Altra cosa, non dimenticatevi degli incontri di preghiera online e presenziali, ok? Il lunedì online, il giovedì online e in presenza qua a Treviso, e i nostri gruppi di studio. Allora io vorrei invitare, io mi metterò qua all'uscita,
Chiunque sta partecipando e vuole inserirsi nella comunità Battista Agape di Treviso e non sta ancora partecipando di un gruppo di studio, mi metterò lì, ok, all'uscita, e vi chiedetemi informazioni, perché noi abbiamo più di 10 gruppi di studio sparsi in tutto Treviso che si trovano settimanalmente per studiare la parola di Dio, condividere la fraternità che noi abbiamo, perché fratelli, io non so come intendete voi, ma per me la comunità non è la domenica è il risultato di tutto quello che abbiamo fatto insieme durante la settimana. Questa è comunità, ok? La nostra comunità ha attività tutti i giorni, il patchwork, il canto, il corso di pittura, insomma gli incontri di preghiera, tutta settimana c'è attività. Questo è comunità, nella mia visione di comunità, ok? Quindi partecipate, se non state partecipando ancora, chiedetemi informazioni, io vi darò tutto quello che serve, ok? Altre cose? Ho detto tu? Sì, corale, quindi? Vieni, dai te l'annuncio. Non vuoi venire proprio? Ok, venerdì ore? Alle 20 c'è la corale gestita dal fratello Rubens, ok? Penso che abbiamo detto tutto. Chiesa, alziamoci in piedi e chiudiamo con una preghiera. Nostro Dio, nostro Padre, grazie per l'esperienza di culto di stamattina. Che, Signore, il tuo seme che è stato piantato, possa portare frutto al 30, al 60, al 100 in un buon terreno. E adesso, Signore, che torneremo alle nostre case e abbiamo una settimana completamente, Signore, ignota ai nostri occhi, ma ben conosciuta da Te. Signore, tutto quello che noi passeremo Tu lo sai. Ed è per questo, Signore, che ti chiedo che l'amore di Dio nostro Padre, la grazia salvatrice di Cristo e le consolazioni dello Spirito di Dio con noi siano e con tutto il popolo di Dio su tutta la terra, da oggi e per sempre. Amen. Buona settimana, Dio vi benedica.